Buongiorno Italia, il raduno è tecnicamente concluso della serie che adesso iniziano ad andare via un po' tutti, siamo stati una cinquantina praticamente in campo. Ringrazio i Scioriti che poi chi ha imbastito su tutta la situazione, vedi tu, poi chi ha creato tutta questa simpatica area, è venuto insomma a purarsi, ho detto ma guarda, sono singani o che viene da serie, come quando noi si chiede chi sei tu fiolti, no? Tu capivo? Scusate, noi probabilmente faremo un aperitivo nella piatta vostra. Certo, Allora piatta il piacere che forse anche voi a venire vedi che l'ha detto adesso che siamo già impegnati. No, dai! Io non sono più il capo. C'è di tutto, io no, c'è io anche no. solo vino, c'è anche l'acqua. No, ma potete andare. No, infatti Sì, lui però dire. dite anche voi, ci fa piacere insomma. Faremo anche il patentin partire sulle barche. Il se patentino, non scusa, la- il 2005. Iniziate presto il principio. Mi vuoi adesso ma... No, La Vespa va, sta guarendo adesso. No, come ti appunto la Vespa? Lì si è grattata tutta. Dai, oh Italia, guarda che viso, che dolcezza che ha sto cane, è una cosa incredibile. Anche lei forse è attratta dal mio popone. Si è attratta da... Guarda che roba. Aspetta che se... Esatto, vedi che c'è qualcuno che non è d'accordo. Guarda l'orecchio, guarda l'occhio satanico. Ferma lì. È terribile l'Amy. Oh, è terribile. Ste robe. Che coccole. Ma ti si vede te che sei una coccolona? Ma si capiva, si vedeva dagli occhi. Guarda che lavori, guarda che mestieri. Guarda. Lo so, hai ragione. Scusa, non lo faccio più. Memo per me. Tanti stanno andando a Mantova. Sarebbe piaciuto anche a me, però no, da solo. Quindi aspetterò Alessia. Però appunto memo per me. Cioè, una delle mie passioni è mantovanine e quindi c'è il mantovane che vado a Mantova. Certo, perché ci incontriamo. Italia si fa grave. Allora, qua ci è stato proposto, no, per i prossimi raduni di prepararsi sulla propria regione o sul proprio territorio, inteso come stato, no? Ok? Abitanti, usanze, tradizioni, balletti, canzone, tutte le cose. Certo. Io per esempio preparo della Russia, racconto cosa vuol dire caviale, da quale pesce proviene il caviale, quale usanze abbiamo, balletti che avete fatto vedere, non si balla così in Russia, però vi faccio vedere come si balla davvero, vi racconto quanto grande è la Russia, quanti Penso sono che scuola- abitanti e tutte le cose interessanti. E alla prossima E non vale volta... copiare. Cioè non è che il Veneto copia il siciliano e dice gli altri abbiamo i panzerotti. No. Il Veneto, Ognuno è Friuliano suo. e Giulio devono raccontare della loro regione, perché devo quello è il capire punto. perché Friuli, Venezia e Giulia, giusto? Sì. Ognuno deve fare Sì. dopo... A telecamere se- spente anche i porchi, perché i toscani che i sui, i veneti che i E ci altri. conosciamo qualcosa, ci scopriamo, perché noi ci incontriamo qua non soltanto bere, mangiare e ingrassare, e scopriremo qualcosa di diverso. Ottima idea, quindi tu capi Italia, Siete studia, d'accordo? preparate, Siete d'accordo? che dopo ti interroga. Che spettacolo del posti. Sì, aspetta che fai vedere i gerani a menona, vedi tu non è. Piantai i gerani qua fuori, vedi tu, vedi un po'. Poi un fiume più grande del Piave, guarda che misteri. No, vai, tira, dai, su, tira. Conserve, non te tiri, Adesso ragazzi volevo fare la recensione di questa chiatta, cioè più che altro vedere quante persone tiene prima di affondare. Non si sa mai se la chiatta si stacca. Abbiamo da dare da mangiare i pesci e anche le ombre abbiamo da dargli ai pesci. Però te vedi Italia, snoppa, dai che è sempre contro la mia mare, ma al contrario dei preti, in altri si dice prendete e bevetene tutti, ma poi beve sul serio. Non è che ti dice il prete prendete e bevetene tutti, dopo beve solo il galù, no? Vino buono, perché il vino è segno della vita eterna. In paradiso, fratelli miei, gli astemi non potranno venire, seme, perché si beve il vino. No, aspetta perché sta roba interessa a tutti, Olfo. E ora sta serio, Olfo, ok. concentrate. Allora, la nostra cara amica russa ha detto che non si può vedere un tosato così da solo e si da maridare, no? Ok? Ok, vabbè, gli mandano giù una fidanzata dalla Russia, ma adesso capisci un attimo come che funziona, cioè ti arriva un PDF, un catalogo. Ah, bisogna che te vai su catalogo. Su a vivere su. Ah, non sei tipo Amazon, cioè che ti ordini. Ah, e ora, vabbè, grazie. Lì dopo... Che inculata, no, e ora no. Tanto bevo. Il test sta avendo inizio.
quando inizieremo a essere in tanti inizieremo a contare. È vero che molti sono andati via, anche i vecchiotti, solo chi ne guarda e dice adesso vediamo se il tengo si casca tutti in acqua. Non so, adesso vediamo. Cioè ci prestiamo alla scienza per questo esperimento che può essere utile anche ai posteri, no? Mettiti arrivi qua a famiglia, te sì, non so, in 60-80 persone, sai se puoi venirci oppure no. Femo il test per vedere se attiene a galla. Cosa? A barca qua? Vediamo quanto che attiene. Questa non ha problemi. Sicuro? Se l'acqua si alza anche lei, capito? Manca se siamo in 80 sopra. Non c'è problema. Buon, e tu? Questa si alza, a si scheda alza, tecnica dice così il produttore. Non andiamo a fondo qua. E adesso vediamo a realtà, insomma, se attiene il palo. No, questo palo, ma sopra là, 3 metri sopra la sponda. 3 metri sopra la sponda. Su. Il nuovo film Questa è gira alzata così. provincia di Mantova. I piastri che si alza fin là. Ascolta, impara. L'acqua arrivava fino là E tu? Io direi fin là. e questa si alza. Bisogna stare attenti che La piove tiene, qua. poi c'è l'altro là e l'altro là. Lei si alza, va su e giù. Di sale veramente tanto! Voglio vedere se ti sale. Lasciami provare. No, non mi fermare. Fatti trasportare. Non c'è problema. Oggi è diventato però spettacolo perché i paesi limitrofi oppure anche da fuori provincia vengono a vedere le piene, vengono sull'argine a vedere, vedi tutto là, tutte quelle piante là vengono coperte quasi, quindi quando il Po si alza. Che già è immenso di suo. Quella barca che c'è lì è stata portata dall'acqua? Sì, quella lì, no, è un passaggio da una sponda all'altra, mettevano tutte queste chiatte e poi facevano il passaggio. Una specie di ponte militare come una volta c'erano sul Po. Sì. Anche da noi, però molto più piccoli, tipo 20 metri, insomma, ecco. Sì. E quella lì è una di quelle, dopo è stata messa qua e lì c'è il ristorante estivo. Scusa Italia, non per farla sociale, ma mi metto qua perché io voglio fare l'aperitivo proprio per farlo qua, cioè qua nella ringhiera. Bellissimo. Però immaginarti, medesimati. No, non sono embriaco. Ma perché medesimati? Ma comunque anche prendilo come spunto per fare le tue gitarelle perché è un posto stupendo. Tu vieni qua così, prima mattina, e ti fai l'aperitivo e arriva al Po. Guarda che spettacolo, perché questa nebbia, no? Che di solito noi veneti la nebbia la vediamo quasi come una rottura di palle a volte, no? Un po' tipo la pioggia, dici cazzo piove, in realtà no, ha il suo fascino. E guarda mentre ho detto ha il suo fascino, il cormorano, guarda che arriva in picchiata, vario, guarda che spettacolo, vedere un cormorano depressa su sti spazi qua. Guarda che roba, se il ciappa al volo, dai, su. Allora torni a casa per Sirmione? No, io avrei pensato, se io faccio il giro largo, vado dalla Svezia giù di lì così. Michele ha un navigatore che gli fa fare di quei giri pazzeschi. Ho già trovato da venderti il navigatore, sai? Dai, Dio vuole, è nuovo. Dentro in acqua. Vada ecco scandaglio anche. E Ulfo, sbocchiamo. Se qualcuno di voi C'hai qualcosa si sarà mai chiesto, ma esistono i camper senza tendalini? Oggi l'abbiamo scoperto, esistono, incredibilmente esistono, niente. Poi alla volta, ore 10:35, sta continuando ad arrivare gente e ancora sta tenendo, ancora non siamo finiti in acqua. Abbiamo fatto la fine del Titanic. Non abbiamo fatto la fine del Titanic, esatto. Momento enotecnico. E mi serve Marchetto però perché mi dà quel conforto. Prima ha detto giallo Partiamo dal paglierino, come quando fai le analisi culturali delle urine che ti scrivono il colore della pipì. È giallo paglierino, è già là che cioè. No, insomma. Allora, stiamo seri. Stiamo parlando del Ferrari. Paglierino, quello è un giallo paglierino molto chiaro. Vediamo giallo paglierino, sì, beh, color Vediamo piscio, chiaramente. Ok. Poi attenzione. Quindi eleganza, buonanotte. Deciso, aroma ce l'ha. È veramente intenso. Ha un bouquet di Sorage. Lo paragonerei. Di Solange. Attenzione. L'amour toujours. Ecco, il Perlage devo dire che ha una persistenza. Adesso faccio un primo assaggio. Scusa. Sì. L'hai usato? Bravo. Non so se usa adesso. Devo fare la terza. Non so. Esatto. Qui i muzzini che vanno dentro. Ok? Buono. Ora vediamo. Si fa queste robe un po' così, un po' frufru. Si beve.
si sta seri, si fa la faccia da persone concentrate, no? Prima non va sputato? Le più nel mondo, corsi di... Sento chiaramente il licor d'espedizione con dei sapori. Signor Ferrari è sponsor una cassa dei vini in cambio di questa recensione. Mandorlo. Non so, poi era. Ma che unguaggio allora qua, signor Ferrari, ecco. Quando si parla di Max bisogna chiamarlo Max senza tendino. Esatto. L'uomo del tendalino ha detto questo sì. perde comunque, credibilità altrimenti. Allora, un 90% Chardonnay, un 10%, massimo 12% di Pinot Nero tagliato. Non va bene di che? No, faccio solo... Sì, ci serve, è vero. Però faccio solo una piccola osservazione su questo vino. Ok, che non si sa che vino è. Cioè, quello è il bello, no? Ribollina gialla. Ah, ok, ribollina gialla. Non per offendere Marco, ma le triste. No, Marco, questa è la mia valutazione. No, le bon. Le triste o le bon? Le bon, essendo in amicizia si dice tanta falsità. Cioè come quando nasce un bambino e gli dice la mamma che bello, in realtà il parù simiotto. È bon. E un compagno il vin? È buona, ribollina gialla, è buona. Mi piace il perché picco e il fermo. Qua davanti? Non è vero, Marco. No, è perché è un vino furlano che lui deve difendere strenuamente. È un tipico vaggio furlano. Sì, ma è spunatizzato in Veneto. Allora, Marco secondo me è in grado anche di farci un po' una genesi della ribolla gialla. Spiegaci un po' l'origine del nome. L'avevo là da le proprietà organolettiche. Da mesi che mi dico, guarda che esiste la parola assunto da dire. Aspetta, inizio troppe cose che posso rispondere. Non modificare troppo le voci di Wikipedia. Comunque, vabbè, è un vino tipicamente friulano. Ma quale? Si fa ribolla? Ribolla, okay. Ribolla gialla. Okay. Che non era in origine un vino mosso come adesso, ma un vino fermo. Okay. Probabilmente qualcuno l'ha spumantizzato dalle parti del crocetto del Montello, come dicevo io, visto che va di moda un vino mosso per le varie abitué della spritz, del prosecchino, degli aperitivi, compagnia bella, e l'hanno rigenerato così, direi che va bene, insomma, moderno. A Chiosa però il ribolla lo fanno ancora fermo, lo fanno sia spumantizzato che fermo. Quindi, ristoratori. Con un buon branzino, un buon ribolla, accompagnato, fai una degustazione di pesce e di vino. Ok, quindi tu Francesco alla ribolla gialla di Marco Caldogno hai dato? Un buon 7. Un buon 7. Marco Caldogno, tu alla tua stessa ribolla? Io dico che l'ho pagato 3,50 € al supermercato. Alla tanica? È andata molto bene. Devo dire che Mario, il presidente, quell'ex presidente, aveva ragione. La chiazza sta tenendo, nonostante Singano abbia buttato su qualche chiletto e nonostante insomma stiamo continuando a arrivare, sta tenendo sul serio. Guardiamo un attimo senza far cadere la Singano camera. Aspetta che acciappo bene, ma fermo. Ecco, guardiamo qui sotto, vedi? Possiamo sprofondare ancora un altro bel po'. Quindi alla zattera di Mario and Friends io do 10. Rilascerà Mario and Friends che dice vedi tutta, vedi dita che non andiamo a fondo, vedi ditami perché che volta sa fate robe, fate puito perché dopo anche al volontario che qua in via i cantieri navali qui in meglio di Venezia, i fede che barche qui contro coglioni e quindi insomma se un loro orgoglio del territorio, no? A costruzione di queste barche e queste piattaforme robuste che noi affonda nonostante sti 80 ciccioni qua del Coisai che gamano su. Mirko, non siamo ancora affondati. No. Che voto dai a questa chiatta? È stato il primo raduno. Ottimo. Bravo, hai indovinato. Ristorantino. La tipicità. Aspetta che qua siamo come i buffet del matrimonio, sta attento, ti investe, ti copa sotto. Allora abbiamo i tortelloni, vedi qua, tipici del Modena. E il zucco. E il riso a zucca tipico di Olfo. Che sei di Verona? Però sì, no, non voglio dire che il riso a zucca sia tipico di Verona. Non prendere paura, se vedi questo concerto da 24 ore Le Mans faremo semplicemente... Fammi vedere, per fare esatto. l'ombrellino. Esatto, e se veste come uno la fa il Giro d'Italia. No, faremo semplicemente 7 km, andiamo a fare il giretto a vedere di nuovo l'isola della Callas che Alessia si raccomanda, dita mi raccomando che dopo te fa brutte figure, ma dita sta attento, non è un'attrice, è una cantante lirica, tu capisci? Quindi no, tu dici lei è un'attrice famosa anche,
Cioè che se uno è famoso te lo riesci a vedere chi che l'è, no? Capito? E quindi no, era una cantante lirica e noi adesso basta spoilerare, andiamo a vedere cosa andiamo a cantare. Cosa? Va bene? Ci siamo? Tutti quanti? Ognuno col suo mezzo? Singano col monopattino frufru di Luca. Singano è al secondo posto della griglia di partenza. Tu, ragazzo, esci dall'area camper e giri a sinistra, ok? Da qua, te vedi? Questa è a sinistra. Ragazzi, ha anche il Speed Cruiser. Questo è un monopattino livello veramente frufru, che vabbè sarebbe pro, dilla come vuoi. Però, cazzo, la vedi la differenza tra un monopattino da Poiretti, ma comunque molto robusto perché hai visto ha fatto enduro a Jesolo in montagna, e questo qui che è un Ninebot, quello di Luca. Non so cosa ho schiacciato, sta andando avanti da solo senza accelerare, però vedi ha tanti bottoni. Allora, qua abbiamo un altro, qua bici falsa, vedi tu, ti fa finta di pedalare ma in realtà va avanti a bicicletta da sola. No, infatti anche questo è un monopattino falso, cioè in tal senso non è che so di pattinare, quindi sei un mono, non sei un monopattino, perché io non pattino, mi sto qua sentato tranquillo e vado in giro. In anyway, continua sempre dritto per sta stradina. Hai visto che c'era anche la pista da enduro dietro? Se dopo mi ricordo facciamo anche il test da enduro col monopattino di Luca. Ma quanto è felice Giovanni, no? Di questi giretti in bicicletta così, no? Un po' palmo a palmo. Guarda, gli olandesi col furgone da Selvarego che si è perso. Aspetta che diciamo dell'area camper. 1 chilometer, look on the right. Vai, ciao! Sempre dritti Italia, sempre dritti, cioè stava via i 15 all'ora così come me e te che ne hai un pezzo. Occhio che adesso su qua, no non sono imbriaco, no mi sono un attimo impaperato. Occhio che adesso qua c'è la transumanza. Potevo portare l'attacco a GoPro per condividere le mie vertigini quando attraverseremo il ponte, comunque tieni sempre la sinistra. Il punto è che tu devi attraversare il ponte. Diciamo che non ci passano due bici, uno deve fermarsi e spostarsi. Volevo fare una clip ricordo ai ragazzi con sto bellissimo sfondo, no? Perché mi resta sempre makeggia, no? In te camere a memoria tutte le volte che a scuola ti dicevano le industrie siderurgiche. Che cazzo è l'industria siderurgica? È questa che ho girato tutta Italia e non ho mai vista sta industria. Ma sarà questa? Ecco maestra, vedi tu, anni e anni rottura i coglioni per avere sta roba qua impiantata su. Vabbè, un membro dell'equipaggio l'abbiamo perso, ma giustamente, nel senso, fino adesso, fino al ponte abbiamo fatto le cose semplici. Non puoi andare in due in bicicletta nella strada che faremo dopo, in qualche modo lo scoprirai. Dai, via, andiamo. Vediamo gli altri. Diciamo che se veramente hai problemi di vertigini come me, il problema non è tanto l'altezza eccetera eccetera, ma il tempo per il quale dura quell'altezza col po' sotto. È emozionante, dai, emozionante, nulla di eccessivamente panicale. In ogni caso, per quanto studi o non studi le industrie siderurgiche, sempre sotto al ponte finisci e denota che carino che sto baretto. Arara Mirko, ciao Mirko! Ciao Maria! Certo che dopo far fuoristrada col monopattino di Luca, che per carità quindi faccio anche fuoristrada pesante apposta proprio perché sei di Luca, ma qua GoPro in mano ho paura di non riuscirci, accidenti, il maledetto Singano che non ha portato il coso da testa perché il bello arriva dopo. Segui questa stradina in ogni caso. Guarda che bello che c'è anche il treno, hai visto? Il treno? Ah, Freccia Rossa, vabbè, lascia stare il treno, ascoltami qua. E vedi c'è anche la mappa, quindi io adesso non ti sono più di aiuto, nel senso che continua dritto, spulcia la mappa, esatto, segui Mirko e via che andiamo. Lo scooter, il monopattino elettrico di Luca, il Ninebot, si è arreso, nel senso che non aveva potenza a sufficienza per passare i massi, e questo sterrato un po' in salita composto da pietre grosse, ovviamente neanche il mio ce l'avrebbe fatta, ecco, insomma, questo per dirte che non è che col monopattino vai dappertutto e poi aia, far tutto. Qua deve essere dove ho fatto il mega svolo. Guarda che sgomma, va via di culo, guarda, bellissimo. Aspetta, mi serve, oddio, niente, non ce la faccio a tenere la GoPro. Oh, questa è bella. Vai adesso. Luca, hai penna bene il tuo, occhio. Vai, 3. Vai, 3. Arrivati.
E questa è la famosa villa della Callas che io ti dicevo. Luca, il tuo monopattino però fa un fiacco quel calore, va un po' per le sue. Non l'avevi vista, e pertanto ti faccio vedere l'interno e faccio vedere anche a Olfo, che non è venuto con noi, il sogno di Olfo. Sì, esatto, non una semplice costruzione, non un semplice sviluppo architettonico, bensì la griglia per eccellenza. Quindi l'accessorio ludico, l'esperienza mistica, la finalizzazione esistenziale della vita di un Olfo che è niente, è a griglia murata, qua vedi tu. Allora, in autunno con queste giornate puoi veramente assaporare la quiete, la pace, tranne quando passa il singano del turno a far casino, a sparare e sommonare, ok? Ma se sai leggere, non solo con la vista, ma anche con l'udito, questo panorama, sentirai un concerto di foglie mature che cadono al suolo, anzi si adagiano al suolo. Quante monaie per dire che sei bello qua? Ah, ma no, stanno ristrutturando tutto, vedi? Sì, stanno rifacendo tutto nuovo, che bello, quindi che è? No, non è che è cadente, vedo tutto abbastanza fragilino. Mi ha sempre fatto paura queste scale fine così, ce l'aveva anche mia nonna al quinto piano. Mamma mia, guarda che roba è. L'hanno rifatto tutto. Che storie, ragazzi. Wow, che bello. Wow, e guarda qua che hai i terrazzoni interni, che figata, ragazzi, bello, quanto bello. Cioè anche ora in una casa così con i terrazzoni che vedi da terrazza a terrazza. Ale, butta su a pasta, no, ranzate, buttati a su ti, no, in cui non ti fa mai niente, cosa? Ti non ti fa mai niente, non te cavi e scarpe quando entri in casa mia, eccetera, eccetera, poi a fine divorzio e si mandano in culo tutti quanti, quindi vedi tu a finisci. Guarda che misteri a Marilena che contempla, vedi tu, appare una statua messa là apposta, a parte gli intrighi qua dei lavori in corso, no, usa un po' l'immaginazione, peta, perché dopo che resta anche un bel ricordo, no? Attento, fermo, allora, peta, tac, così, vedi tu, esatto, e è là, devo fare so robe mistiche, in questo prato isolato, ok? Perché adesso sì che siamo noi altri, ma usa l'immaginazione, se noi altri non si era qua, non era nessuno, quindi era ettari, ok? Del parco, tutto per fare queste robe qua, vedi tu? Poi se non stai tutto il tempo a fare il mono in monopattino potrai anche assaporare tutte queste numerose sculture fatte nella corteccia, fatte con i tronchi degli alberi. Non so chi le ha fatte, non te lo so dire, probabilmente forse è scritto da qualche parte, ma in ogni caso cos'è? Sono solo dati, sono solo parole. Apprezza invece, ok? Perché oltre alle parole ci sono anche altri sensi. In questo caso tu hai la vista, io posso avere anche il tatto, sì, perché dici, cazzo, è anche levigato bene, e l'olfatto, che mi metto qua a snasare il legno. E come non apprezzare anche l'alberone, il troncone, ma che roba, ti hai mai visto? No? Colori, sentieri. Sì, ragazzo, sta attento, guarda, ci sono dei caprioli all'interno dell'isola, ovviamente adesso non li vedrai perché ci sono io che faccio il mona, che parlo e faccio casino, ok? E la volpe, ok, la bellissima volpe rossa con la coda poposa come quella che intende l'Alessia, perché se Alessia vede una volpe con la coda un filo più fina pare un giaguaro, infatti a cavallino ha visto il giaguaro, no? Dopodiché abbiamo i lievari, ok, che volgarmente vengono chiamati anche lepri. Ti interessa, no? Ok, solito discorso, tasso di interesse. Guarda qua, impara, Giacomo, leggi, ascolta, guarda qua, queste sono le impronte del capriolo, vedi? Queste specie di noci di macadamia messe insieme, ok? Dopo sta roba qua che par tipo uno scheletro qua, così vedi che ha le cose separate. Questo è il tasso, quindi sta attento al tasso che se si incassa sei cattivo, ok? E a traccia 3 è una volpe, la volpe è molto simile al cane, praticamente identica al cane. Difatti, bravo, te ne sei ricordato, la volpe appartiene alla famiglia dei canidi, pertanto volpi, cani domestici e il cane procione sono entrambi appartenenti alla famiglia dei canidi. Allora devo dire
il marito a sto Ninebot, no? Quindi insomma un monopattino anche a un certo tipo, perché Luca ha tutta roba da skate che effettivamente ti dà tanto il senso di potenza, perché ha veramente sta coppia anche incredibile che quando tu impenni la ruota non scende e ti consente di tenerti in equilibrio impennato. Però per assurdo quando sei in salita, niente, in salita ti perde come il mio, cioè non ce la fa a fare certe salite anche relativamente semplici. Dove vuoi te? Dove volete voi? No, parte come Marco Caldogno. Ti sei fatto male? Ah, boh, facciamo tutti e due. Dove vi ispira? Dove vi porta il cuore? Bello questo, guarda, che ha cosa, il furetto nella barba, sembra un furetto, una donnola, bellissimo, veramente bellissimo, anche perché insomma voglio immaginare che, per carità, poi si sa, come si dice, la dedizione all'allenamento ti porta poi col tempo a creare cose inarrivabili agli esseri umani, come un immortali, diciamo. Però guarda che scolpire nel legno non credo mica sia facile, cioè guarda che capolavori che riesci a fare uno. Cioè se mi metto io non ti faccio neanche un quadrato, un cubo, e guarda qualche roba. Fermi Italia, no, momento epico, catartico, culturale, sì, drammaturgico e tutto quanto. Cioè queste sono noci, queste robe che par tipo albicocche, cioè le noci sono gialle. No, perché sono premature, anche perché si coparte ancora. Quindi beata ignoranza se stai bene di mente, di corpo e di panza. Eccola qua. E queste sono le noci, vedi? Guarda, ti capito? Guarda te, io non l'avrei mai detto. Infatti, ma che cazzo è sta roba? E noci? E no, ho detto, ma cos'è sta roba? E avanti, mezza ora a dire cos'è sta roba. Finché quando mi hanno detto no, che effettivamente sono le noci, pazzesco. Oh, non te finisci mai da imparare? Luca, il tuo monopattino ha conosciuto l'enduro, purtroppo però non ho portato, come si dice, l'attacco per la GoPro, e quindi ovviamente le robe fighe la GoPro deve stare in tasca perché mi servono entrambe le mani. Però bello, bello, dai che forse riesco a stare in equilibrio. Ascolta, guarda che il percorso qui nel bosco è veramente molto bello, ok, e molto lungo, quindi veramente te lo consiglio, veramente molto divertente. Non finirò mai di maledirmi per le mie incapacità fotografiche e video amatoriali, perché dimentico sempre le robe, non porto niente. Comunque il monopattino di Luca ci ha portato in off-road pesante fino alla fine dell'isola. Guarda che bello, Italia, guarda che bello. Attenzione, secondo me non è un cane dall'unghia, e anche dalla grandezza, l'impronta di una volpe. È lupo, sul serio, ma va? Ma un cane lupo o un lupo vero? Il lupo con due gambe. Dai che sei una volpe. Che tristezza, era un cane, niente lupi, dinosauri, draghi. Senza lupi. Che merda. Bello. Niente, si è ribloccato di nuovo qua Luca, niente, non ce la fa a fare. L'ho sterrato pesante, però ragazzi sono rimasto anche a piedi di batteria. Ne avrò per pochissimi chilometri, una manciata di chilometri, vabbè. Oble! Ora arrivi al bivio dove puoi scegliere se andare di là, ok, o affrontare il ragno della morte, il ragno petagno della morte. Occhio ragazzi, occhio che adesso guarda, girati, guarda, andiamo a visitare questa chiesa, guarda come è fatta in alto, guarda là, lateralmente, è a dir poco sì, esatto, ecco, spettacolare, sai, fai fantasia, fioi, dai. Guarda che bello, quanta tipicità, quanta storia, i supermercati tipici dell'AEO. Vedi tu, è il Kona, che seria il Kona detto da mia nonna, e l'AEO. Ci sediamo qua nel parchetto, io vado a vedere la chiesa. Bello, guarda i teenager che al posto di drogarsi stanno qua fuori alla chiesa a ciaccolare, veramente tutto molto bello. E adesso questa è una bellissima cosa, raccolta di alimenti a favore per i poveri. Questa è una bellissima cosa, qui non sempre scherzi, ma fatti della serie, gli alimenti non può giurarseli nessuno, hai capito? Saluti, buongiorno. Guarda, un'altra roba che ti fa solo, vieni con me, guarda, un cartello tipico dei sali e tabacchi, no? Perché una volta i sali venivano tassati allo Stato, sì, perché una volta anche adesso, quindi comunque era usanza andare a prendere il sale in tabacchino,
Adesso chi che va in tabacchino le sa gli suni, va lì, va da altre parti, ok, però per capirsi, se tu noti, trovi questa scritta ancora sale e tabacco, e ancora se tu chiedi al tabacchino vendono il sale, giuro. Bellissimo questo paesino. Come si chiama? Non si sa. Ragazzo, metti su Google Maps Revere e te gasta chiesa veramente incredibile, hai visto all'interno che roba. E dopo hai appunto il palazzo ducale, dove la nostra simpaticissima guida ci ha fatto da cicerone finché batteria della Sony lo permetteva. Da castello dopo. Guarda che bel combrigo del beach. E il nonno per strada prima venita, bravi, e che Italia, sta attento, perché dopo parte essere antipatici, ma in realtà bisogna stare veramente attenti che con i nonni cazza qua, niente, mo è altro. Adesso, Veneto, concentrate, se no a par Porto Gruaro. Rimini, Rizzone, Porto Gruaro, Secato, Campo Mio, aro fin là, oh aro fin là. Se ne ha un che de Porto Gruaro, guarda, vedi tu, quei portici, a stradina, senso unico, i baretti sotto i portici, vedi tu, un che de Porto Gruaro, esatto, il Porto Gruaro de Mantova. Top locale, apprezza scritta del municipio, bellissimo, tipo una volta che scriveva alimentari col peneo. Tanti cavalli in zona, verrà un altro, c'è tanta gente che ha il cavallo fuori casa. Siamo di ritorno da un bel pezzo che mi segna riserva, ma sta ancora andando, un monumento sconosciuto. Urgo, sì, hanno perso. È sana, andiamo a vedere cos'è. Io l'ho detto al pastore là, mi ha detto sì, lo so. Ah, è sua? Il pastore. Ha l'agnellino, forse l'ha lasciata lì perché ha l'agnellino. Ogni tanto le lasciano Sì. perché l'agnellino Sì. Sì, dopo gli copa in stesso, quindi gli conviene a Piero che stai anche per i suoi. Alla fine, no? E niente, insomma, praticamente le brutte persone poi sono quelle che ti lasciano, ok? Ah, ciao Tripolo, stai andando via anche te! Guarda, casualmente stai andando via! Caso, che bruttissime persone proprio, Va bene, dai, andate via. Diciamo, preferite altre cose alla compagnia nostra, al calore, esatto, Poi sono del arrivati fuoco. due olandesi che vi ho già pasturato per stasera e si uniranno al gruppo. Bravo, uno è maschio. col pelo. Italia saluta Tripolo. Dì, ciao Tripolo. Da Svidania, ciao Andrea. Italia, da Svidania. Show bello. no. Oh, vai. Sempre Pina Vicella, anche il LED a Italia che ha fatto Bruno. Guarda che roba. Informazione turistica che può essere utile a chi decide di visitare questi posti. A Mantova, nella provincia di Mantova, ma mi dicono dei tu anche nella provincia di Trento, non si può buttare le immondizie nei bidoni delle immondizie, ossia, precisando, se tu trovi già pieno un bidone delle immondizie, non puoi continuare a mettere sopra roba o a mettergliela a fianco, perché non la portano via. È una cosa per me stranissima, però mi dicono che qua è normale, quindi insomma bisogna accettare gli usi, i costumi, le usanze del posto, no? Un fiacco in Cina che mangia i cani, eccetera, no? Diverso magari se vieni a Jesolo o nel Veneto dalle nostre parti, tranquillo, cioè se tu trovi pieno, non so, il bidone della plastica, metti la plastica appena fuori dal bidone della plastica, i neturbini il giorno dopo la raccolgono, cioè non è che la lasciano là, quindi vai tranquillo. E te devo raccontare, guarda, i magna, i beve, prendono, vanno via, arrivano, vanno via e comunque i magna, i beve tutto il tempo, Guardate, se io devo avere un cane così, che mette ansia alle persone, gli fa stalking pesante, sì, proprio te, per il cibo. Ma sai che è bello che queste scenate, vedi, stanno arrivando dopo che ha appena finito la sua cena, vedi? E lei fa la pezzente, passa di sedia in sedia e elemosinare a tutti quanti, guarda che misteri. Promemoria più che altro per me, il nostro carissimo Tu Marco mi ha portato, che dopo che altri non si sente in mia magna, dei cioccolatini che esploreremo nei prossimi video, siccome era un po' particolare, preziosa, molto, non mi ha portato niente. Ah, ok. È venuto qua a salutare, mani infatti vuote, gli ho detto, vedi, brutto mani vuote. pezzente, cazzo vieni qua senza niente. Esatto.
Cioè, gli ho detto vergognati. Nei prossimi giorni. No, nei prossimi giorni porta qualcosa, ho detto che cazzo vieni qua senza con le mani in mano. Cioè quando vai a casa di qualcuno porti comunque... Perché è roba da bere. Esatto, hai Quella te la capito? bevi. Mi stai simpatico. Comunque nei prossimi giorni andremo a esplorare, era giusto per dire, sono quelli di Marco, no? Che dopo faccio brutte figure, pecco di cialtronaggine. Aspetta, l'angolo culturale perché... devo prenderlo però, No, che dopo mi dimentico perché sti 4 alcolizzati ma carica. Allora, è importante, noi da 3 giorni che andiamo avanti con questi angoli culturali delle regioni italiane e poi giustamente anche della nostra carissima tu dalla Russia. Però adesso Marco dal Piemonte, no? Perché Torino è in Piemonte, no? Cioè, tu lo sai ovviamente che Torino è in Piemonte, come lo sapevo io, senza chiederlo a nessuno prima di accendere la telecamera. Hanno il, cos'è un liquore, a parte i cioccolatini, il bicerin è una cosa tipica. Cos'è sto bicerin? È un liquore al cioccolato. E poi c'è l'altra cosa tipica di Torino che è il San Simone, un amaro. Quindi diciamo il cioccolato in generale è tipico in Piemonte, perché il cioccolatino, il cioccolato, e dopo il l'amaro è il San Simone. San Simone? Io tutte le volte che sono venuto in vacanza in Veneto, lì non lo trovavo. Grazie a caso che bevi sprisce da qua in Veneto, non è che te domandi un San Simone, io te spuo Rio. E allora te l'ho portato direttamente da lì. E San Simone? Il San Simone. Grande, anche il bicerino. Proviamo il San Simone. Allora una roba veneta, sai, sì, fresco veneto. Olmo, sotto l'ombra dell'olmo c'è l'olfo. Italia, sì. Chi ha partecipato a una delle puntine del mondo riconoscerà... Avrà mangiato sicuramente dalla griglia dell'olfo. Esatto. Riconoscerà in Olfo lo chef ufficiale. E che chef? Cioè non è che chef nel senso che è bell'uomo, no, è che chef nel senso che bene che cucina, in quel senso. Vedi che organizzazione, giustamente hanno detto, siccome non possiamo buttare le immondizie nelle immondizie, allora niente, le bruciamo. Che te devo dire? You don't understand, please for me. I love you like Bambina del mondo. Oh, yeah. No, you understand, please for me. I love you like Bambina del mondo. Oh, yeah. Vedete che non c'è cucina e non ce la ma guarda te! Repeat. No, you don't understand. Please for me. I love you, le puntine del mondo. Oh, baby, baby. Oh, yeah. Oh, baby, baby, baby. Oh, yeah. Le puntine del mondo. For you. No, senza voce. Pam. Sei un grande. Tra i camper di sera, tra una salsiccia
pizza e un bicchiere di vino. Cosa c'è di più bello? Amicizia in grande tra le puntine del mondo. Amicizia in grande tra le ali del mondo. Una puntina sull'Everest, una puntina sul Po, con castagne sul fuoco. L'amicizia è intramontabile. Pochi. Signora, Marilena mi chiamo. Signora, cioè non so Signora, dire, già ho 56 capelli anni, bianchi, oh dire, sta buona signora, dire, oh. Aspetta che qualcuno ha abusivamente attaccato a ricaricare il proprio veicolo nella mia abitazione. Che cosa brutta che ho, come manda a usa, una roba incredibile, guarda so se io un'altra volta, sempre lui, è sempre in mezzo dappertutto, è una roba incredibile. Indovina da casa? Concentrate, sta serio, concentrate, cos'è? Cos'è? Da casa ancora non l'hanno indovinata, eh? Non si sono concentrati abbastanza. Sì, non hanno chiesto l'aiuto, niente da casa. No, devono arrivarsi, no? Che l'aiuto. Se arrivano basta. Partiamo allora, sei pronto tu? Sì, dai. Motocicletta, Canta Marilena. 10 HP, Steven, suona. tutta cromata, e tu se dici sì, costa una vita, per niente la darei. Ho il cuore malato, sì, so che guarirei. Non dire no, non dire no, sono disperata che ti voglio amare. Perché ti voglio amare, perché ti voglio amare. Non dire no, non dire no, non dire no, no, tutto quello che ho. Mi basta il tempo di morire, fra le parole così. Domani puoi dimenticare domani, ma adesso dimmi di sì. Esci nei carabinieri, finta, falso. Ne mandai i carabinieri poi squasse probabilmente. Effetto speciale, effetto speciale. Morì al tamburello e si a posto. Allora stavano iniziando, io ho dato il ritmo. Con una mano, 3 kg di fotocamera, sempre più difficile. Sul lavoro qui cervicali, no, ho insiluato.
spada. Vendiamo bambini se qualcuno li vuole. Starway to Heaven. Grande! Grazie! Oggi a scuola Serenella non ci va. È un ragazzo che volava già, scese al fiume, la sua La canna canzone preparò. sulle manche. All'anello incantato che la strega gli donò, quel ragazzo in arlecchino trasformò. Serenella, quando sera arriverà, pensando all'amore grande, quando l'amerà. Treni sopra l'acqua tutta blu, fra le canne dei bambù. Puntata numero 2, ieri che ha fatto il Masterchef per una ombra di vino, adesso qua siamo di fare i sommelier per una latina di birra. O su adesso? Il signor Steven, no? Steve, perché Steven è vero, se quello dell'American Pie mi sono confuso. Ok. Sta provando una latina di birra perché viene da Brescia, no? Cioè, No, la porta da Brescia. sì, ma Dalla Croazia. Dalla Croazia. sì, ma ha fatto il giro da Brescia? Sì, beh, La Croazia, Brescia. E si chiama Carlo Vaccio, ok? Carlo Vaccio tornava dalla guerra. La attende la sua terra coprendolo dall'oro. Ma adesso Steve ci farà la recensione di questa birra, no? Allora, intanto è fresca al punto giusto perché lui ha tenuto al frigo alla gradazione giusta cui va tenuta. 2 recensioni in uno, Esatto. frigo e birra. Esatto. Un'altra cosa carina, c'ha un colore esterno babbo natalesco. 3 recensioni in uno. Contenitore, frigo e birra. Il coperchio, il tappo sopra è doratiello. 4 e neanche quelli che fa i tappi. 4. Certo, doratiello. Sotto invece il culatello non c'è. Ah. L'odore all'aroma è birroso. Ah. Molto birroso. Come l'altro che era vinoso. Sì, l'altro questo è birroso. Ok. Al sapore, assaggiamolo un po'. Il tappo non usato. Sa da tappo? No. Sa da, no. Da etichetta? Non sa un cazzo. Allora, è intenso come testa, ok? Il corpo è spiritoso e la coda è leggera. Wow. E c'ha quella grado di amarognolezità, amarognolezzola, ok? È un po' amarognolato, ok? Aromatico, puoi assaggiarlo un pochino. No, ragazzi, ha vinto lui con le recensioni degli alcolici. Sì, è una cosa importante. Allora, questa lattina costava 7 culi. Che importante, uno, difatti anche a me ho detto porco come un porco, ho detto a caso 7. Ecco, una lattina, 7 culi e 10 lipidi.
E che sarebbero tipo quanti? 95 centesimi. 95 centesimi Quindi di è euro. poco, Di è l'euro. poco, Di l'euro. Di Un l'euro. euro circa. 7 Quasi un euro circa. Allo stesso prezzo qua in Italia ci compriamo la Bex alla Lidl. Che è tanta roba la Bex alla Lidl, a 99 centesimi siamo lì, insomma, ecco, dai. Bex. Comunque Aspettavo il Bex colore... sotto di Michele Catana, ma sei andato a dormire Michele Catana. Che bella vita, bella la vita del bucaniere. Andiamo, facciamola finita, se no toscane. io ti pesto. La birra, No, la birra, no, ho pestato la birra. Hai ribaltato la birra, sacrilegio, no, Ah, Dio, il toscano di Brescia ha ribaltato la birra. Sì, Facciamo adesso. Oh Dio. Era l'ultima. Oddio, l'ultima birra! Canzone sull'ultima birra, vai! Canzone drammatica! Momento catartico. No, più triste, no, più triste ancora. Molto triste. Fiorentino, basta. Io invece... C'era una volta... Ma in tonalità? Bestia, cane. Ma cane, sono imbriaco, aspetta. Sta serio, Italia, dai, concentrati. Ma ribatta la birra. La birra. La birra. E ribalta la birra, io sono la seconda voce. Se tu sei cantante io sono tipo quello del coro. Tipo... Perché bisognerebbe ammassare la seconda voce, quella... Ma no, tipo anche Battisti, quando e penso a te, io sono quello che dice ma fatti una canna, che cantava sotto. Hai di versione russa? Pota, io adesso sono bresciano. No, io sono bresciano come quello di Madagascar, Grandi! Oh baby, baby, baby. Oh yeah. Le puntine del mondo. For you.